percorrerete insieme a noi, insieme agli attori, tutto questo percorso che è molto lungo e anche molto difficile, molto faticoso. Sono 3 ore di percorso, sono 3 ore di lavoro, anche per voi. E lo spettacolo che vedrete stasera non è uno spettacolo, tra virgolette, televisivo, dentro al quale viene raccontata una storia, ma nella quale io, come regista, racconto la mia storia, con la speranza che ognuno di voi possa raccontare a se stesso la propria storia. La mia aspirazione più grande è che questa sera possano essere raccontate tante storie diverse quante sono le persone che assistono allo spettacolo o che cooperano alla riuscita dello spettacolo, perché di fatto anche gli spettatori sono un elemento fondamentale dell'atto teatrale. E adesso volevo dirvi 2 o 3 parole sullo spettacolo, che si chiama Velia, la biblioteca del tempo. Questa cosa è nata l'anno scorso. Io mi trovavo invitato dal comune di Ascea a fare l'inferno sopra nel centro storico di Ascea e poi gli organizzatori, gli amministratori mi hanno portato a visitare Velia e lassù, dove c'è una piccola cappella medievale, io ho visto una cosa che mi ha fatto riflettere molto. C'è una situazione molto strana, c'è una strada del V secolo prima di Cristo che scende così e qua sopra è impostata una piccola cappella medievale e tutto è nato da questa fessura che sta fra questa strada e questa cappella, una fessura che contiene 1700 anni dei quali non è conservato nulla, resta solo la strada e la cappella, tutto il resto non c'è più. Quindi ho chiamato Velia la biblioteca del tempo questo spettacolo, pensando che Velia contenesse questi 3 grandi libri dell'umanità e tutto il resto non serve. Tutto quello che è stato fatto al di fuori di questi serviva solo a comporre questi 3 grandi libri che sono scritti qui nell'area archeologica. Il primo libro è certamente la Bibbia, con la quale l'uomo si dà un'organizzazione passando dalla tribù al popolo, diciamo. E qui nella parte bassa noi tratteggiamo alcuni quadri della Bibbia, quelli che partiamo dall'Eden, dove c'è una certa unità o una certa armonia, e andiamo a produrre quadri successivi che sono quelli di Caino, quello di Noè, quello di Babele e quello di Mosè, attuando continuamente all'interno della entità uomo, perché lo spettacolo è dedicato all'uomo che corre tutto il tempo della storia, attuando, dicevo, tutta una serie di separazioni. Abbiamo una separazione tra buoni e cattivi, pensando a Caino e Abele. Abbiamo una separazione in razze, pensando a Noè. Abbiamo una separazione di lingue, pensando alla Torre di Babele. E abbiamo ancora una separazione, o un numero maggiore di separazioni, quando Mosè definisce quelle che sono le regole di comportamento di una socialità, pensando che è possibile seguirle o trasgredirle. E sia la luce, e sia il firmamento in mezzo alle acque, e si aprino le acque e appaia l'asciutto. E per tutti gli esseri in cui vi è alito di vita ci fu cibo di erba verde, e semi, e frutti. Loro compresero facilmente. Spiegai che esiste un vero al di fuori del quale si è sempre lontani anche dal facile, tanto più il parlare si allontana da questo vero, tanto più si rivela al di sotto dei concetti ed è difficile comprensione. Spesso succede che la musica così 30 uccelli, cercando la presenza di Dio. Così 30 uccelli,
Attraversarono i 7 mari e le 7 valli. Cercando la presenza di Dio. Della ricerca, dell'amore, 7 mari e le 7 valli. della conoscenza, della competenza, dell'unità, Dell'amore, della competenza, della stupefazione e dell'altruismo. Della stupefazione e dell'altruismo. Finalmente raggiunta la misteriosa isola di Dio, guardandolo riverenti, La misteriosa isola di Dio. videro in esso 30 uccelli. Guardandolo riverenti, videro in esso 30 uccelli. E quando guardarono se stessi, Quando i guardarono 30 se stessi, uccelli sembravano Dio. 30 uccelli sembravano Dio. Videro in loro stessi Dio. Videro in loro stessi Dio. E videro Dio come 30 uccelli. E videro Dio come 30 uccelli. Per il cielo che si incurva su di noi, per il Dio che entrambi adoriamo, dia quest'anima oppressa dal dolore, se ne lontana ed in un giorno tornerò, disse il corvo, mai più. E il corvo immobile posa ancora, e i suoi occhi sembrano quelli di un demone che sogna, e la mia anima, da quell'ombra che fluttua, non si solleverà mai più, mai più! La mia diletta è bella e prosperosa, distinta tra 2000, 10.000, e la sua testa è oro, oro che brilla. I suoi occhi, come occhi di Colombo, muovono rivi d'acqua, specchiano cieli teneri. Le sue guance, aiuole di giunchiglie, di balsamo. Fatemi dire come sono le labbra, 2 rose fresche e colte in paradiso. E le sue mani fatte al tornio, cariche di topazi inanellati. Il suo petto è abbagliante come avorio, cosparso di zaffiri. Questa è l'amante mia, la mia diletta, o figliuole di Gerusalemme. I corvi affermano che un solo corvo potrebbe distruggere i cieli, senza dubbio così, ma ciò non prova nulla contro i cieli, perché i cieli non significano altro che l'impossibilità dei corvi! Ha cominciato a salire, sempre più leggera, e più saliva più diventava chiara. Alla fine era un lago d'acqua nel centro della notte. Io so bene come moriremo, perciò voglio la luna. Dov'è tuo fratello? Dov'è mio fratello? Sono vestito mio fratello, guardiano del mio fratello. Chi è morto ha perduto il mondo, e insieme anche la gran pena che soffriva. Ma io che sono vivo, tutto disfatto e del tutto infelice, la cosa che nel mondo più mi è dato di amare, vedo spesso andare e venire e parlarmi mattina e sera, ma non potrò mai averne nessuna gioia e nessun altro bene. Il Niflheim fu aperto! Molti inverni prima, la terra, nell'Iflheim esistono nuove recinti differenti. Nel primo abita la morte, la ministri, la fame, la miseria e il dolore. Poco più lontano si apre la lugubre sponda, E più lontano ancora una foresta di ferro, dove sono incatenati, 3 mari coperti di nebbia. circondano questa foresta. In essi si trovano le deboli ombre. un uomo felice è molto pericoloso. Può ammazzare come un assassino di strada. E poiché io sono un vigliacco, non griderò per amor di Dio. Comando, a sognagna, comando, gnongolo. Comando, a sognagna, comando, gnongolo. Comando, a sognagna, comando, gnongolo. Comando, quindi sobo, quindi orisa sasa. Comando, quindi sobo, quindi orisa sasa. Comando, a sognagna, comando, gnongolo.
indietro. In principio non vi è innocenza né semplicità. Tutto ciò che è creato non potrà mai più risalire la corrente. E il cavallo che vive nel lago salgono una collina e vedono un tempio nel cui portico è scritto Tempio del Tuono, che secondo il cavallo è la dimora del più venerato degli dei. Il primo abita nell'Oceano del Sud, dice, l'altro nella montagna, il terzo nella città. Non so che abiti qui, entriamo. Ma la scimmia dice: non si chiama Tempio del Tuono, ma Piccolo Tempio del Tuono. Sarà meglio non entrare. Sotto il cielo c'è il fuoco! Lo circonda! Lo lecca quasi! È assai vicino! E tuttavia il cielo non soffre mai il fuoco! E i bei cavalieri che sono morti nei Coloro che scrivono su questo fuoco e scrivendo nelle ricche guerre, e i buoni vassalli e i ricchi uomini. E ci vanno le belle dame cortesi, che hanno 2 o 3 amici, oltre i loro mariti. Se ne stanno cucciati davanti agli altari e nelle vecchie cripte, che se ne vanno nudi, senza calze, senza scarpe, che muoiono di fame, di freddo, di sete e di miseria. E quando ruppe il secondo sigillo, vidi rompere un cavallo rosso, e chi era in groppa fu dato il potere di minacciare la pace e di portare la guerra sul resto della terra, e gli fu consegnata una grande spada. E quando aprì il terzo sigillo, e quando aprì il settimo sigillo, si fece un gran silenzio in cielo. Il secondo grande libro per me è l'Odissea ed è il momento nel quale l'uomo rompe l'orizzonte al quale è abituato per nascita e allarga i suoi confini, quindi allarga le sue conoscenze, quindi incontra ciò che non conosce, incontra lo sconosciuto. E Ulisse nel suo viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia, attraverso il Mediterraneo, nella sua peregrinazione attraverso il Mediterraneo, incontra le grandi civiltà del vicino Oriente, come i Sumero-Babilonesi, come gli Assiri, come gli Ittiti, come gli Egiziani, e li descrive come entità mostruose, perché i greci del tempo di Ulisse o della guerra di Troia non sono certo i greci di Atene. Siamo nel 1200 prima di Cristo, all'epoca dei popoli di mare. E descrive come mostruosità quello che incontra, e incontreremo queste entità. Incontreremo i lotofagi, il ciclope, incontreremo Eolo, incontreremo i lestrigoni, Circe, arriveremo su da Tiresia, incontreremo le sirene, Scilla e Cariddi, Calipso, arriveremo da Alcino e alla fine approderemo ad Itaca. E quando siamo ad Itaca, attraverso tutta questa serie di incontri, entriamo nel terzo libro, che è la commedia di Dante. I vincitori e i vinti alla stessa guerra mi tolgono le punte delle vene sulla fronte di ciascuno di loro. Non vedo che la mano con cui uccisero ciò che era mio.
Apollo! Ti prego! Non abbandonare la tua sacerdotessa! No, Apollo, no! Conseguentemente a tutte queste preparazioni, feci costruire un carro di ferro molto leggero. Mi chiederete per quale scopo fosse stato costruito questo meccanismo. Sappiate che l'angelo mi aveva detto in sogno che se io volevo acquisire una scienza perfetta come desideravo, ricevi per eseguire la mia acerba mestizia quest'anfora di latte o questo cesto di fiume, e il suo corpo non sia vivo e morto, che rosa, e nella mano un fiume, e nella bocca il gusto di una foglia nuttiva. Liberatemi dalle catene del giudice. Su queste rupe abitano i figli del dio del mare. Non si curano l'uno dell'altro, non costruiscono case e non arano, ma raccolgono quello che Dio fa crescere su quest'isola di dirupi e crepacci. Ogni colpa è una segreta che si apre. I malvagi, ignorando a quale mistero sono sottomesse, le creature del furore, del sangue e del tradimento, costruiscono il loro carcere con i loro atti. Il bandito, quando la morte gli tocca la spalla e lo risveglia, si ritrova disperato nella prigione che il suo delitto, trascinandosi dietro di lui, ha edificato. L'atano respento, gli alambicchi sono coperti di polvere. Che farai per farla rinascere? Perché i pastori si chiamano l'un l'altro? Perché infiltrate gli uomini sovettori? Ogni casa, ogni dove siete? Perché accendete gravi fuochi? Sono il principe! Di Battista e di Gogliosa, e neanche d'inverno può mancare né mai la saggezza dei tuoi figli. Cominciai ad avere paura, ricordandomi di Narciso e della sua disavventura. Ma Ave invincibile e la tremenda Persefone! A voi! Qualcuno costruirà una fossa di un cubito almeno! Verserà latte, miele e soave vino! Sgozzerà un nero montone ed una nera pecora! Esiste in cielo una città destinata a dimora dei beati che devono abitarla per tutti i secoli. Quando albeggia il pastore Ligur seduto su un poggio
Sveglia i beati col suono della sua arpa e presto il gallo rosso posato sul ramo d'oro fa sentire il suo canto mattinale, segnale dei giochi celesti. La carne fumante del cinghiale Serrimer e rinasce sotto il coltello che la divide. Viene servita su dischi di scudi. Iduna offre l'oro delle mele. E il palazzo degli dei si estende il grande frazzino Idrosil, il migliore degli alberi. E non lontano il Valhalla, dove le vergini danno da bere agli eroi birra e sidro. Figlio e lui è ucciso, il padre la sposò. Salutano le altre, onde suoni amori. Questa getta sul ponte a piene mani parole rapprese che sembrano confetti perlati di diversi colori. Ci sono parole di gola, parole di sinope, parole di cobalto e parole dorate che il bianco tepore delle loro mani si fondono come neve e allora le sentono realmente, ma non le intendono perché sono come in lingua barbarica. Dai, dai, Samasi, che canteranno per me. Agresi, corono, potatroi, meglio. Le ho viste cavalcare onde verso il mare aperto, ho udito le sirene cantare l'una e l'altra. Non credo che canteranno per me. Santeano, Tasaglia, delle acque del mare. Saglaia, Sarca. Presto fanciulle marine, ghirlandate di alghe rosse e brune. Samasi. Idea formis Apollon. E quando il corpo, la forza del vitale spirito cominciò a mancare, dal morente rospo subito come carbone divenne per color nero, così pervaso nelle sue vene da velenoso flusso, per la durata di 80 giorni e 4, egli marcendo stette. Vi avrei baciato e abbracciato, per me avete perduta la vita ed io farò come vera amica, per voi voglio morire, lo abbraccia, s'abbandona distesa, gli bacia la bocca, il viso e strettamente a sé lo stringe, corpo a corpo, bocca a bocca, viene meno, il suo spirito allora rende, muore così al suo fianco per il dolore del suo amico.
Di dove chiami? È tempo! I cani avidi si lanciano verso il mare. Sul letto ero bagnata e l'asciugavo con la mamma mia. Io muoio, amico di tenerezza, amico, per la vostra morte non avrò mai di nulla conforto, né gioia, né felicità, né piacere. Strettamente a sé lo stringe corpo a corpo, bocca a bocca, viene meno il suo spirito. Allora muore così al suo fianco per il dolore del suo amico. Da via verso la porta davanti alla quale trova un ponte levatoio che era abbassato quando lo ebbe oltrepassato. Gli vennero incontro 4 valletti quando il Signore lo vide venire, lo salutò e così gli disse: amico, non vi dispiazza se non mi alzo per salutarvi, non mi è agevole farlo. Il giovinetto risponde che non v'era nessun problema, perché Dio gli avrebbe concesso gioia e salute. Siete partito prima che la scolta con il suo corno abbia dato l'annuncio dell'alba. Era già stato dato l'annuncio, ve l'assicuro, era già stato dato. Gli occhi della mia donna non sono come il sole. Il corallo assai più rosso del rosso delle sue labbra. Se la neve è bianca, allora i suoi seni sono bigi. Se i capelli sono crini, neri crini crescono sul suo capo. Ho visto rose damascate, rosse e bianche, ma tali rose non le ho viste sulle guance. E in certi profumi c'è assai più delizia che non nel fiato che la mia donna esala. Oh, certo, vorrei, più che da viva, o più felice. Entriamo nel terzo libro, che è la commedia di Dante, che consolida con quelle tre cantiche il pensiero del 1300, che è ancora il pensiero valido in questo momento, in questi nostri tempi, ma che io penso essere non più adatto a descrivere i significati della vita. E quindi tutto lo spettacolo alla fine diventa un invito a chi avesse un quarto grande libro che contenga la nuova visione del mondo per gli anni a venire, perché io dico ne abbiamo veramente bisogno. È come se tutte le coordinate di riferimento che noi avevamo rispetto ai rapporti sociali, rispetto agli interessi per la vita, rispetto a quello che è la produzione di pensiero intellettuale, eccetera, è come se questo fosse stato scardinato e non sappiamo più riconoscere quale è alto, quale è basso,
qual è lontano, qual è vicino, e quindi abbiamo bisogno di una terza grande visione del mondo in grado di contenere le tensioni che spingono noi a guardare avanti, ognuno di noi a guardare più in là e a pensare ancora che la vita abbia valore, abbia significato, che non si possa consumare in banalità, in vuoto e in altre sciocchezze. Ma siamo già entrati un po' nei temi dello spettacolo che andremo a iniziare adesso. Vidi un vecchio venerabile da una forte aquila nel seno di una grossa nube fino ai cieli sollevato, poi girando dentro a un globo in modo spaventoso divenire acqua chiarissima e sale assai preziosa. Vidi nel nostro mare due pesci meravigliosi. Sul suo capo brillava una tripla corona sulla quale un grandioso diamante scintillava. Fiammeggiava nella destra un bello scettro ove splendeva con l'oro prezioso uno smalto eccellente. Di porpora siria ornata di ricami, il suo vestito imperiale con gigli larghi e lunghi gli pendeva dalla spalla fin sotto i talloni. E ancora alle prontissime orecchie di udire strepito e alcuna formata voce perveniva, ma con graziosi radi del sole passava il temperato tempo. Quale croce fu innalzata, sostenni in alto il Re possente, il Signore dei cieli. Io ero tutta trafitta dai dardi versati dal fianco dell'uomo. E di me si vedono le cicatrici, le aperte ferite della malvagità. Che permettono alle cavalletti a cavallo donzelle non avessero trattenissimo seno nessun imperatore. Delle camere. manterrà la sua promessa di prenderla in moglie. Alle porte del palazzo la fanciulla attendeva un capo leggermente chino. A suo tempo i Arrivato cuochi perse la hanno gamba. preparato Spinge il con convito. prudenza il cavallo verso Blanchefort, che vedendolo prova vergogna, muto Mangiato colore, sta finita. immobile. Allora Percival, piacere, vedendola si alzò intimidita, e 10 si volte volse la verso il salutata. Da quel momento in poi tutti i re i potenti delle altre regioni lo onorarono e lo tenettero. Occasione di parlare. Sensibile sul letto. Scossa la tunica e s'allaccia un mantello. Ha lasciato le sue donzelle. I guerrieri mi presero e mi posero su un monte, ove i nemici assai mi fissarono. Al tuo grande palazzo, dove Tizio ti darò come Sarà circondata la castità, la virginità Percival si dirige alla ricerca del pirata. Datemi il cavallo, datemi le armi, devo rimettermi alla
Un'ora dopo la morte, l'anima svanita sarà ciò che era un'ora prima della vita. Il viaggio non è tanto lungo. A meno di un passo c'è il paradiso. L'uomo cessa di essere uomo se Dio riceve solo altri dei. Anche se un reprobo raggiungesse il cielo più alto, il dolore dell'inferno non cesserebbe di tormentarlo.